sul Pio X io ho sentito Angelo Tabro proprio in questi giorni e lui ha detto che non è che loro sono contrari, però non avevo dubbi. Loro dicono c'è vicino mi pare una falda acquifera, quindi ci potrebbero essere dei problemi di costi che magari nel momento dell'opera possono salire. Allora, non si può, nessuno fa inizia un percorso se non ha la certezza dei costi. Voglio dire, non stiamo parlando di fosfati, non stiamo parlando di aree inquinate, stiamo parlando di aree delicate, perché ci potrebbe essere la falda, eccetera. Ma quando il consigliere Conflitti ha presentato una proposta per i parcheggi sotterranei del parcheggio dell'ospedale vecchio, e agli atti non si sono posti questi problemi. Non c'è dubbio che l'acquisizione dei parcheggi sotterranei è frutto alla valorizzazione del centro storico. Oggi si fanno i ristoranti in mezzo all'oceano, figuriamoci se non si riesce a fare due parcheggi sotto. Ma voglio dire, questo è strumentale, cioè prima hanno detto di no, adesso dicono di no. Allora, non dicono di no alla ristrutturazione del Pio X, dicono di no ai parcheggi sotterranei, questa è un'altra cosa. Fino a ieri in campagna elettorale, dicendo che il vescovo fa l'immobiliarista, hanno fatto presagire che ci siano degli interessi tra pubblica amministrazione e curia per realizzare un qualcosa di diverso rispetto all'attuale sul Pio X, cosa più falsa e offensiva, anche se mi è consentito di dire. Noi sul Pio X c'è un progetto che è noto, è stato discusso in commissione, è stato presentato, lo conoscono tutti, che va alla riqualificazione di un'area e per consentire all'amministrazione comunale di fare circa 500 posti auto per dare un servizio al centro storico. Tra l'altro tra il Pio X e Corso Martiri è previsto anche col contributo regionale l'arredo urbano con una pensilina, di modo che uno può arrivare all'altezza dei carabinieri, tanto per senza entrare e vicino al capo della città, mettere giù la macchina del parcheggio e senza, voglio dire, problemi alcuno, arriva con una città che ha i portici, arriva al centro storico in maniera molto tranquilla, molto serena e molto funzionale. Cosa vuol dire? Adesso a me fa piacere che non si mette più in discussione la ristrutturazione, la ricollocazione, come si diceva, del campo sportivo, del vescovo immobiliarista e qualcos'altro. Adesso si fa bene, quando si farà il progetto esecutivo, perché noi abbiamo presentato una proposta, l'abbiamo definita, quando ci sarà il progetto esecutivo, se saremo noi terremo conto delle raccomandazioni che ci fa, ma è un discorso completamente diverso da quello che hanno impostato fino all'altro giorno. Mi pare di capire se quello che dici tu è vero. Sì, perché anche loro riconoscono che l'oratorio in questi stati non può stare, deve essere messo a posto, diciamo, però il problema era appunto la creazione di questi parcheggi sotterranei, temono appunto che alla fine... E perché hanno detto vescovo immobiliarista? Non lo so. Cioè, non si può mica parlare, le elezioni non è che sono state 5 anni fa, 3 mesi fa. Cioè, voglio dire, io ho fatto il sindaco fino al 9 di settembre, le elezioni sono state fatte a giugno. Cioè, l'attacco al vescovo non è venuto a elezioni finite, cioè, se non è luglio è stato agosto, insomma, in quel periodo lì. Cioè, siamo a dicembre, gennaio, e adesso si dice che non è vero che la Curia ha fatto un'operazione immobiliare, che l'amministrazione comunale ha privilegiato la Curia, che non era necessario, che il campo sportivo doveva rimanere lì perché veniva usato dall'Aurora, che tutti questi problemi sono spariti. Adesso c'è il problema solo del comune, che deve stare attento prima di fare i parcheggi sotto, deve vedere se ci sono falde acquifere, ma io credo che le amministrazioni comunali precedenti hanno dimostrato sempre di essere molto oculati e di non aver fatto cose che poi si sono trovati a dover risolvere perché c'è stata poca attenzione nella progettazione.